Vuoi raccontare quella volta che ti fingiste pazzo? Qualche giorno mi fingio pazzo, Gino, quando è stato? Ti è capitato di dirlo, di farlo? C'è un motivo che magari ti scatena questa frase? C'è qualcosa proprio per cui hai un'idiosincrasia che tu dici qualche giorno? Devo dire. Dillo. Lo devo dire. Quando ogni estate, ragazzi, ogni estate, lo sto dicendo pubblicamente, forse ora succederà, lo so, nel condominio ci sarà qualcosa sicuramente, prenderanno dei provvedimenti. Però nel condominio io ho un terrazzino, ogni anno metto le tende. Le tende per ripararmi dal sole. Una bella tenda, piccola tenda, bianca, candida, pura, una cosa che non dà neanche fastidio. Bianca. E non deturpa, diciamo. Non deturpa niente. Anzi, forse vabbè. Un tocco di cosa. Non vogliamo dirlo, però anzi. Andiamo avanti. E quindi? Bravo, anzi. Questo è bello. Esatto. Anzi. E puntualmente ogni anno, un'ora dopo, una precisa. Non lo so, ma sopra di me ci sono altri 3 piani, una signora, una gentile signora di uno di questi piani. Sì? Che in ogni piano ci abita una signora. Questo è sicuro. Casualmente si piglia caffè in boccuno e ci casco il caffè. Sprizzia che non c'è peggio sulla tenda bianca candida, anzi quella di prima, bianca. Certo, come si impegaste in dei monitor. Sì, sul monitor, sul nostro maxi schermo, sul video wall. Qualche giorno pazzo. Ma una pubblicità cosa non lo posso dire. No, dillo. Non lo posso dire. Qualche giorno mi fingio pazzo basta. Vabbè. Ma tu hai capito chi è? Sì. Usavi signora, guarda che ci usavi qui. Per favore. Non me l'ha capito. Signora, l'ho sgamata, signora. Ma come l'hai capito? L'hai visto? L'ho visto. Ah sì, quindi non è proprio inconfutabile. Passai una nottata, mi camuffai con le piante. Io sono smucciato. Era l'ebiscus, mi sa così, no? Tutto o pistillo che ti dice. Giuseppe, mi viene una voglia di fingermi pazzo, veramente. Sì, perché sono di quelle cose che poi non si capiscono, no? Perché uno non le accetta, non le capisce. Perché? Ma perché lo devi fare? Vabbè. Anzi, che non ti accendere da sigaretta che ti brucia. Fatto! Ma l'ha fatto! Ma qui stiamo vicini. Quindi ce l'avevi con te. Sì, lo stai su te mia tu? No, lo stai su te mia. L'ha fatto l'anno prima. Puttoso, che meraviglia. Allora, leggiamo un po' di messaggi, perché da Leonforte ci scrive Angelo La Puglia, ci fa vedere anche una bella maglietta del Catania, non so se possiamo vederla, eccola qui. Catania che continua a vincere, vince anche il Palermo, insomma, forza Sicilia per tutte le belle squadre. Speriamo che il Catania torni presto. E che scrive? Soltanto buongiorno da Leonforte e con tutto cuore. Va bene. Io invece ho qui un Alessandro Stella, così si chiama, o almeno dice di chiamarsi così, sai, oggi con chi che succede ultimamente c'era uno che si chiamava Bonafede e poi non era io. Sì, appunto. È capitato anche questo. Che assomigliava a Nauta. Assomigliava a Cecchi Paone. Vero, sì, l'hanno fatto vedere. L'ho fatta 2 anni fa questo meme io, e poi cominciava a girare, finalmente qualcuno si accorse che la ricostruzione era vera, era giusto. No, ma poi assomigliava a Cecchi Paone. Non potevano trovare mai che Cecchi Paone era andato alla televisione. Comunque Alessandro Stella dice di chiamarsi Alessandro Stella e noi ci fidiamo di lui. Dico, oggi domani non dovesse essere lui, lo diciamo. Non è colpa nostra. No, perché poi diciamo, voi non lo sapevate, non lo sapevamo. Alessandro Stella dice di chiamarsi così e dice qualche giorno mi fingio pazzo e faccio chi non male. Hai capito? Quindi quando lui si finge pazzo, picchia oggi era così.